La speranza è l'ultima a morire, ma la fiducia è ferita e sta prevalendo la rassegnazione. Sono le 11 del mattino quando le associazioni dei risparmiatori vittime del crack delle banche popolari venete siedono nella sala azzurra del Ministero dell'Economia e della Finanza. Sono state convocate a Roma dal governo per discutere i decreti attuativi del famoso fondo di ristoro e finalmente carta canta, c'è il tanto atteso decreto attuativo. Ci hanno fornito il decreto attuativo, il primo decreto attuativo che segna alcune linee fondamentali che dovranno essere seguite per la procedura che porterà al ristoro, all'indennizzo, al risarcimento dei risparmiatori azzerati. I risparmiatori escono dal confronto col governo con la faccia un po' così che hanno quelli che non sono del tutto soddisfatti. Il motivo è complicato da spiegare, ma giornalisticamente si potrebbe tradurre con un titolo lapidario: è la vittoria della burocrazia. Ci sarà una commissione della Consap che valuterà i risparmiatori, c'è una domanda molto complessa da fare. Ci auguriamo venga migliorato un po' la semplicità. Vi dico già che i documenti necessari sono molti, quindi si tratterà di fare una raccolta che comporterà molta documentazione, copie di documenti di identità, quello basilare, però molta documentazione bancaria per andare a non dimostrare, perché l'onere della prova non c'è, è stato ribadito anche oggi, quindi i risparmiatori non avranno l'onere della prova, non dovranno provare di essere dei truffati, ma sarà semplicemente una commissione che dovrà effettuare una valutazione preventiva sulla documentazione. Ora dunque sarà Consap, la concessionaria servizi assicurativi pubblici, come ente terzo e quindi obiettivo, a valutare le richieste per un indennizzo che comunque non andrà oltre il 30%. Quello che verrà fatto sarà un accertamento tecnico per verificare se c'è stata una violazione massiva del testo unico sulla finanza. E il pericolo è che adesso tanti risparmiatori non passino questo controllo burocratico e vengano esclusi per errori formali, ma ormai il meccanismo si è messo in moto. Oggi abbiamo il decreto attuativo e continueremo a far pressione.